sta dicendo buonasera, oppure buongiorno. Ah. Posso dire buonasera e buongiorno. Qualcuno si sta domandando, Mario me, eravamo a cominciare a 9, a cominciare a 10. Ma questa è una cosa seria, si può anche ritardare un po'. La prossima volta state sicuri che non ritarderemo, lo faccio per voi. Non mi sono messo mai in queste situazioni, ma ci ho messo perché voi in tutto il mondo mi state ascoltando. Perciò è bello. Ah, qualcuno ha letto là, Piazzetta Medola. E già, piazzetta, perché io sono modesta, potevo scrivere piazza, oppure grande piazza. No, ma perché poi Piazzetta Medola? Ci te la rate st'ordine di mettere là Piazzetta Medola? Me la pigliare se sì. Visto che sto vivo ancora, perché me l'hanno fatto per porta sta piazzetta? O me la pigliare se sì. Qui, come vedete, questa è una Piazzetta Medola, vi dicevo, e casa ci vuole tutte cose. Casa canta, si chiagna, si balla, si fa tutte cose. Certo, non sono solo, anzitutto c'è un'orchestra vera, con 7 professori d'orchestra, diretta dal mio caro amico e valente maestro Enzo Romagnolo. Enzo Campagnolo, scusate, lo vogliamo, grazie alla regia. Ci sono i compagni miei di viaggio, vi procede subito. L'ho scelto a uno. Certo, non potevo scegliere a tutti quanti perché voglio bene a tutti quanti, però ho scelto, penso, quello che piacevano a me. Raffaella De Simone. Ida Rendano. Titti Fusco. Gerardo Pinto. È un figlio di mio grande amico collega, bravissimo, Flavio Fierro. L'attore comico, un po' balbuziente, un po' cacaglia, però l'ho messo perché ci ha fatto pure una rasata. Gianni Clori. No, sì, potete andare, grazie. Mo' è andata così, ma sicuramente andrà meglio. Sono sicuro che andrà meglio. Sono sicurissimo perché... Rossa mi parli te, oro balcone stanotte qui, mi rispondo se io vuoi sapere. Allora Rossa stanotte è 3, noi è 5. Buongiorno, Salvatore, ma come sta? Io sto buono, stai facendo? Se è camminato a sta piazza, se è passato, se mi sporca. Altra famano o splatta che la coppa. Già, no. Salve. Chiama la polizia. Buongiorno, andiamo. Andiamo qui, mio. Ve l'ho detto. Andiamo qui, mio. Questo è un teatro. Vieni. Hai visto pure cagaglia? Andiamo qui, mio. Ci divertiamo. È un teatro. Anzi, sapete che è un palcoscenico. Una carretta che viene campagna, l'accompagna per tutta la città. Ma nasciasse con russe e cocciate, sa presente che musica io ballo, pazzarielle, chi sono calanze, con te scanze e più folle si fa. So scena comica, so scena tragica, mentre si recita
arriva una chiorma straniera che sapeva pulire. Carolina si scippa un po', che stai triste ma bella e gelosa, ma tu apri la canna di cuore, se tuoi soro sono buone pulire. Acqua fresca chi sa so scena comica, so scena tragica, mentre si recita sente cantare Napoli, 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 e ma luna che ne ma sono Vommer, Margellina, Maru Chiara. E spero che rimane un vapore mi fa tornare da te, senza più pensiero. Piacere, con una lacrima in dall'occhio, che parlami chiaro, parla chiaro a Salvatore. Niente, don Salvatore, lo saccio che avevamo voluto bene come una figlia, ma sapete con me, non da Napoli, non da una mamma mia. Non chiagnera. Tornerei a tua mamma tua e a dei figli miei, che tengo innanzi all'occhio, a tutti e tre. Che quanto è bello, quando ti è arrivato? Stamattina una cartolina con la veduta in Napoli che mi ha mandato mamma. Sapere tutto mamma, sapere Margellina, un po' che sceglie Napoli, che bella cartolina. Napoli, c'è scritto per te,
tanta male e soffre mille spasimi che non mi sta vicina. Quando confronto America con questa cartolina, Napoli, oggi scritta per te questa canzone e per ricordi mamma, naccia che agnuto lacrime e passione. C'è scritta per te questa canzone. Ui, amore mio, tu già stai qua? Sì, Maria, chi stai per te? Quanto è bello, mi ha portato pure un fiore. La tavola da casa. Ma non c'è pezzo me la cava perché tu sei un buono maglione, quella da rapaz e ci senti a me. Vattene a casa, lascia la strada. Capricciatella mia, vattene a casa, se non vuoi in galera, dinda. Capricciatella mia, vattene a casa, se non vuoi in galera, dinda stu mese. Maria, lo singa me ne do poco. Forse sarà su cielo di stelle, Maria Maria. Forse sarà per stuocchia così bella, Maria Maria. Forse è l'amore che mi sento, io non ci credo, che tu mi vuoi assai. Ah
ma senza sto occhio tuoi non cambia più. Ci sa, si va se tu l'era da Maria Maria. Io sono sempre prima innamorato, Maria Maria. Tu sei da me, ma che sta cucina, ancora, però non me la sa. Amma stare del te, si mai, non posso giocare, lo sento ma non senza sto occhio tuo non cambia più. Ma insomma, può capire o no che facciamo? Un innamorato mio sta facendo surdata. Maria, tengo una bella novità da te. Che paura, Maria, è arrivato stamattina. Che è arrivato stamattina? Era il camicia. Era il camicia. Giova, piano Maria. Che è arrivato stamattina? Piano piano, calma. Aspetta. Non ti sbattere piano piano. Che è arrivato? Che re? Di cazzettini? No, non devo fare. Dove foto? Che re? Bustina, ma non sa Arabi. Che sta scritto? Una lettera. Una lettera. Innamorato mio. Una lettera. Ma non... Giù. E che stai facendo ancora qua? sto prendendo... E battene, vai, brava, battene, vai. E poi sei a lettera. Giù, battene. Ma bravo, state buono. Stai lontano da sto po', a te vola tuo pensiero, niente vuoi, niente spera, da tenerti sempre a fianco a me.
più belle, tutte belle, non è mai più belle te. E ve l'ho detto, si fa tutte cose, si canta, si balla, si chiange, si ride. Qualcuno si ripacca un biglietto, si scorda che c'è un microfonino, come una caglia, avete visto? No? È la prima puntata, poi non lo farà più. Ve l'ho detto. Ah, volevo dire, qualche telefonata noi non la prendiamo, sapete perché? Perché abbiamo una scaletta, però telefonate, messaggi, se vi piace, ditelo, poi può darsi pure che altre puntate faremo qualche telefonata, perché ci piace di sentire la voce vostra. Ma permettete, succedono tutte cose, pure essere nate, che dice Bargiasso. E canti pure sotto sul balcone, come cantando buio non si affacciava, prima si la faccia impressione, o per di puro tempo a serenata. La vita fatti troppa fantasia, a donna non sa da tratta che guarda, sa da mappucciare. Che si senta serenata mia, senza sguarciunia. Mi preferisci in mezzo a 100 amante, o no? Beh. O donna careffata sia più bella, se non da faccia con studiare lui, posa chitarra e caccia di coltelli, e ti prezio le lastre ad una. E se con questo non ci accaccia niente, io per non fa figura roce tu, saccia come mangia. Domani a Dodingoccio gentilmente, non per esagerare, ti piazzo in faccia il taglio del rasuro, ci siamo spiegati, oh no? Tenete mente, un lume è una figura, a letto non si sente più sicuro. Lei mi fa segno e dice saglia, viene, e i monti saglia per chi mi conviene. Ci vuole la parola convincente e l'uomo che si impone che presenza per farla rigalare. Cantate appassionatamente, io devo ritirare. Se poi restate
buona permanenza. Adolo buono. In un giorno imprecisato del 1682 sbarcarono a Napoli alcuni mercanti genovesi ai quali non mancava certamente il fiuto dei buoni affari. Infatti avevano intenzione di trapiantare nella nostra città un gioco che nel capoluogo genovese esisteva dai primi anni del XVI secolo. Era prassi infatti nella Repubblica di Genova di tirare a sorte 5 nomi di senatori da una borsa contenente i 90 cittadini che si erano candidati alla importante carica di governo. Si era quindi diffusa l'abitudine di scommettere sui nomi dei prescelti dalla sorte. Successivamente i nomi dei candidati a senatore furono sostituiti con numeri da 1 a 90 e ad ogni numero corrispose invece il nome di una ragazza priva di mezzi. Le 5 fanciulle che estratte ottenevano una piccola dote, di modo che il gioco assumesse anche una patina di beneficenza, quindi avevano questa dote per potersi sposare. Generalmente erano fanciulle di orfanatrofi. Questo è in sintesi ciò che ci raccontano le leggende, le storie, le tante storie sul lotto e sulla bonafficiata, come diciamo noi a Napoli. Ma sicuramente il nostro esperto Ciro Riemma ne sicuramente saprà di più. Buonasera a tutti, salve. Sono da 10 anni che io ho inventato la smorfia con i nuovi personaggi della vita moderna. Io ringrazio tanto Mario Merola che mi ha dato la possibilità di venire qui, in questa piazzetta, così modesto come ha detto lui, sperando di portare bene ai telespettatori, dando qualche numero buono, perché questa è una trasmissione che andrà avanti con buone possibilità. Ed io voglio iniziare proprio con Mario Merola, questa serata. Ecco, questa è una vignetta con dei numeri, però io non ve li voglio dare io, li voglio far dare alla mascotta del lotto, la mascotta di questa trasmissione. Giovanni, chiamiamo Giovanni. Sì, Giovanni. sì, sto venendo un attimo. Maronna, è che la signora Gop. Giovanni, buonasera maestro. ciao, Come sta? sento, tu mi devi leggere questi numeri, Subito. perché io li tengo proprio per buon augurio, sono Subito. certo che questo porterà tanto bene ai telespettatori. Subito. Vai, forza. Noi diamo 15, siamo 15. 15. 15 che fa 15? 15 il re della sceneggiata, Wow. Mario Merola. Grande Mario Merola. Poi diamo numero 60. 60, Cosa nella fa cabala 60? 60 è Napoli, e Mario Merola rappresenta Napoli. Wow, poi diamo un altro bello numero maestro. Numero Madonna mia, 90, che fa 90? 90 non fa solo la paura, 90 fa un grande cuore, Che fa? il cuore di Mario Merola. Vuoi grande Mario Merola? Grande Mario Merola. Giocate su terra. Giochiamolo per Napoli e per tutte le ruote, per Ambo e per terra. Abbiate fiducia che prendiamo senz'altro. Ciao. Arrivederci maestro. Questi sono i miei numeri. I due numeri, Mario. 15, 60 e 90. Allora dice, ma come dice bella Mario Merola? Ecco. Ma guardate che Giovanni Clori, a così è, ho visto che fa Pietro De Vica, che non è cagaglia. No, cioè non può cagaglia. Chi è cagaglia veramente? Vogliamo fare dice 33 per esempio. Dice 33. Come? 33. Va, dici. 33. È il numero. Ma no, dice no, quindi amici cari, questo è il discorso. Giro, mi ha fatto tanto piacere di averti nella mia trasmissione perché noi siamo cresciuti, ho voluto sempre bene,
fai parte di una famiglia che io ci tengo moltissimo, tieni qualche aneddoto, qualche altra cosa. Sì, passiamo dalla canzone, passiamo allo sport, guarda No, Mario. perché se credeva che faceva, pazziamo. No, Chi lo vedeva, chi è, l'ha è cagato. nato proprio così, mi hanno detto. Allora, dalla canzone passiamo allo sport. Ah, Quello che sto per dire sono sicuro che qualche tifoso del Napoli storcerà il naso. Ma, o prima sono io, guardo il naso mio, adesso là diciamo. ma si è verificato un fatto nuovo. Sì. Ferlaino, croce e delizia dei napoletani. Io direi più croce che delizia, diciamolo. Ma non lo so, però, vediamo. Ha venduto tutto Sentiamo. a Corbelli. Sapete che vi dico? Io ho tanta fiducia di questo Corbelli. Giro, non ti toccare No, ora un buono per tu, senti. Beh, allora, Ho tanta fiducia di questo Corbelli. Lui porterà i vertici del Napoli. E l'ho preparato. Porterà il Napoli ai vertici? Napoli ai vertici della Serie A. cioè tu pensi che un altro va in Serie A? Voi vi ricordate? Sì. Vabbè. Ma senz'altro, vi ricordate la vignetta di Maradoni? Il 43, ecco, è solo un ricordo No, che 43. voglio dare. Il Ma 43. perché Maradona faceva 43? Sì, perché tutti dicono il numero 10, ma i 10 sono tutti gli attaccanti, caro Mario. Allora, 43, 40 nella Cabala è il giocatore di calcio. Uno è Dio, e per i napoletani e per tutto il mondo i napoletani hanno Dio e giocatori. È stato un così, non si discute. E sono 43. Grande Abbiamo fatto Maradona, 41. 43. Giocate, lei chi si può avere, un bazzino. E questo poi è la Corbelli. vignetta di Corbelli. Che belli Che lui baffi. sogna il vecchio Napoli. Il vecchio Speriamo di arrivare a questo. I numeri di chi? So se dice chi ce ne andiamo Non domani fa mattina. capire niente. Ce Bravo ne andiamo Mario, domani. allora. No. 57 57 è la speranza, e 40 40 è la presidenza. e 2 sì, 66. È il successo, Mario, perché noi certamente avremo successo con Presidente. questo Napoli. Presidente, Giocatoli per Napoli io e ti per faccio tutti. tanti auguri, caro Corbelli, però non farmi rimpiangere Ferlaini, perché anche di quello che ci dice, io ci tenevo tanto per Ferlaini, perché o amare, o bene, o dolce, o amare, certe soddisfazioni ce l'ha dato. Non ci scordiamo lui scudetti, con la Coppa UEFA e una varia Coppa Italia. Perciò, metti la bandiera, vai avanti e facci fare una bella figura. Giocatelo con fiducia che vinceremo senz'altro. E lo ci volesse pure la prima settimana a pigliare. Ma Mario, succederà prima o poi. Tu Vabbè. sei più fortunato di me con i numeri. Vabbè. Hai fatto vincere a tante e tante persone. Arrivederci alla prossima settimana. Con Ciro Riemma, lotto sicuro. Ciao Mario, grazie. E stiamo un bresciugnizzo che sa balla a tutti i pizzi. Tu vediamo un pizzo che ti fanno di carizzi. Si ti fai passi per rizzo, stritte mano passa e brizzo. Proprio gustetto già vizzo, giù di strene e giù da pizzo. Come tanta pirinizza, triscina schizza schizza. Fino a quando non scapizza che stiamo un bresciugnizzo. Oi lo reggiamo capisca perché io cerco e non lo trovo. Se va più se chiudo fresco c'è rimasto solo io. Io vi tengo belle amore, scarole ricce avanzate, famiglia o spassati, capito? Mo te coglie e mo te vedi, quella che stia un brescugnizza, assentata ma assentata. La sa balla a tutte pizze, o quadrilli a piurelli, si ti fai passi per rizzo, o mastiglia l'attacata, giù screne e giù da pizze, quanto soldo come c'è, come tanta pirinizza, tu scina, schizza, schizza, fino a quando non scapizza che sia un bresciugnizzo, o non reggiamo capisco, perché io cerco e non trovo, se va a pisa e chiudo fresco, c'è rimasto solo io, io mi tengo. Roba vecchia, quando vallesse, e me lunedì ne fumo, una buona maretta, codogni, gelati, conciati e la pizza, forme campagna, mangiata poco, poi c'è di tutta sera, capro, che la bella mamma Carmen non mi posso faticare, e bella paparella, ha cantato per i piatti, sei tu ai cingoli. Nada pianta lo salotto, non c'è in americana, tengo più grande papastiere, vai a chiamare il
e chi sto cambia fa, c'è che gnacchi da buttare, o Simone Cambarriaco, o prende per scarrafuna, una roda fai, come tanta pirinizza, te ne scizza, fino a quando non scapizzi, che stia a rompere scugnini. Questa canzone, mi sembra di conoscerla, ma non la conosco. Non conosci questa canzone? No, che canzone Strano, è? perché è un pezzo internazionale. Internazionale? Sì. E come si chiama? Si chiama New York, New York. New York, New York? Sì, ne? Bella, ma la... Non la conosci? No. Bella, È sentiamo. grave per te, sta canzone? Sì. La vuoi risentire? Sì. Così va. Maestri, con tanto di rispetto per New York, tanto di rispetto, ma noi a Napoli abbiamo delle musiche che sono veramente internazionali, cantate in tutto il mondo. Voi se permettete, io adesso vi faccio sentire una bella canzone internazionale, sì, una tarantella, però non una tarantella normale, una tarantella internazionale. Parigini accetta crede che novità no può dire che si è scoperta l'America basta sentire a tutto mondo canta con chitarra e mandolina funiguna qua spagnolo qua americano ma so che non fanno apposta che ste musica paesana che ste pane da casa nostra che ste nuovo con la palla tarantella tarantella.
occhi carine chiagnano, guarda all'urda ma virallere turno. Una rosa piese rienta, tarantella vogliamo parlare. Qua spagnolo, qua americano, ma soffrire non fanno apposta, che ste musica paesana, e ste pane da casa nostra. Chi se innamora con una balla, tarantella, tarantella. Sì. Volevo ringraziare a tutti gli amici, a tutti quanti. Vedete, sono emozionato, perché mi dicono in regia che i telefoni sono intasatissimi. Telefonate, messaggi, cose da non credere. Grazie. Ve lo dico con le lacrime agli occhi. Grazie. È una cosa bellissima. Forse qualche settimana prenderemo anche qualche telefonata. Io ringrazio il mondo, perché questa televisione va in tutto il mondo. Quando ringrazio il mondo, ringrazio anche la mia Napoli. E se mi permettete, io ve l'ho detto quando sono uscito, che in questo palcoscenico stiamo in America, stiamo in Francia, stiamo in Inghilterra, stiamo da tutte parti. E se mi permettete, voglio fare una telefonata a casa mia, col vostro permesso. Pronto? Nanni, ma siete? Sono Salvatore. Faccio telefonate. Stiamo pensiero. Voglio sapere i guaglioni stanno buoni. Ma stanno dormentando male pensiero. Come mia madre sta lontana, quando tiene una famiglia, quando la diventa cartolina. Quando mi sei ora nell'ora e una giornata e chiude mia, quando sentono è una canzone. E non tennero pensiero, nanni, non tennero pensiero, pochi giorni e torno a Napoli. Dimmi, vicino a te sta Gennarino. Nanni, a Sondolello, non sta dormendo. Abbraccia mille forte a tutti e due. Ingella papà e va bene assai. O mia madre sta lontana quando tiene una famiglia, quando Napoli diventa cartolina. Quando mi sei giorno allora e una giornata e chiude via, quando si entra un motivo e sta canzone.
lontana uia, non resiste più. Di male piglio treno e me ne torno a Napoli. E sta sempre con voi, ma non ve la più. Napoli chiama le figlie sue, come una mamma c'è sta lì brava. Napoli da tornare, tornata Napoli per gli altri, Napoli non può morire, Napoli non può morire, tornare, tornare, tornare. Lasciatemi suonare, non mi parlate, non voglio sentire niente. È così bello suonare con gli occhi aperti. Io mi avvicino a esse piano piano e le parlo così, solo con cuore. Lasciatemi suonare con questo amore. Si è fatta una vesta scullata, un capello, quei nastri e quei rossi. Stiva miesa a 3 o 4 chantose e parlavo francese e a fui l'autriera che t'ha incontrato, fui l'autriera a Toledo, Gnorsi. T'ha già voluto bene a te. Bene a me, ma non c'è mamma più, mai potuto distrattamente pensa a me. Regina, quando stiamo non mangiava che pane e cerase, noi campavamo me vase e che vase, non cantava e chiagniva e o gardilla cantava Reginella poco bene a sto re. T'ha già voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai potuto distrattamente parlare a me. Oi gardilla a chi aspetta stasera non vi a già aperta caiola Reginella e volate e tu vola
una padrona sincera, e più degne sentirte cantare. T'ha già voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai distrattamente chiama me. Vabbè, ma eppure questo sto pensando una cosa, sto pensando a Natale, mamma che mi cucina, io pranzo di Natale, mentre aspetto una compagnetta mia, ve lo dico dopo, o pranzo con cucina mamma. Mo' voglio aspettare prima sta compagnetta mia perché la già portare in ambasciata un innamorato, ma non aveva ancora, chi sa lo sto? Ecco, non ha più un trello quartiere. Come stai? E come è bellissimo bordo, stai buono? Come già sta, Salvatore? Che è successo? Sto come uno che ha avuto una grande infamità. Ah, chi? Con me, chi? Stai buona, chi? Oh, mi dispiace. Però ci sta sempre a dire che ci pensa. Issa, nata voi. Ma perché non sai? O sacci, mi dispiace che tu lo tratta così. Se tu lo tratta così. Ma mi siete d'accordo con questo, Salvatore? Io mi metto d'accordo con questo, questo scemi. E ogni volta che mi incontro, e fa pace, vede quello che fa, io non lo penso proprio più. Sì. E beh, che vuoi, che ci la sai, c'era chi? ce lo dici tu. E dici ella tu, so di chi? Te puoi vincere. Quante volte mi incontrate, sempre al solito parlare, io già so che sta masciata, chi vi manna che là, mi ricito che Maria senza me non può morire, io già so che malattia non ne voglio più sentire, mi facete incontrata in ricita, che mi sono già scordata, non ne penso proprio più. Si può chiamare la vita, con che occhi e infamità. Io vi prego, non aggredite, che l'è tutta fatta Santarella, si va pure a confessare, e sta buona bizzuchella, pure santa da ingannare, ma sto cuore che chiagnuta tanta e tanta infamità, la girata di bevuta, me l'ha fatto già scordare, ma facite ci ho incontrato in ricita, che mi sono già scordata, non ne penso proprio più. Si può chiamare la verità,
è tutta infamità. Ma ci ritto una bugia, ma verità, che l'è tutta vita mia, pure sì, fa infamità. Qualcuno si è domandato, ma che è femmina? Si è avarita, ci ricide, perché non ho toccato niente. Se non l'autore si può pigliare collera. Perché una volta le canzoni cantavano le femmine e l'uomo. A me non mi piacesse cantare per esempio quest'altra, Lourdes Matarantella, che è una canzone per donna, Sarnati una femmina. Ecco perché non abbiamo cambiato nessuna cosa, è vero maestra? Ecco, per questo. Ma io... Questa è una cosa che vi voglio raccontare perché giusto, che qualcuno si domanda, Mario me, non la penso proprio più perché è una femmina, perché non hai tu non lo pensi proprio più. No, non ho voluto toccare il testo, perché l'autore si può pigliare collera, anche se gli autori non ci sono più, stanno i figli e i nipoti, ma che sta facendo questo? Non voglio toccare niente. Una cosa bella, che non sapete quante persone in Europa ci stanno vedendo e ci stanno ascoltando. Hanno telefonato anche i medici dell'ospedale di Pellegrina. Un bacio a tutti i dottori, a tutti quanti. Io sto capo via vostra e vi ringrazio affettuosamente. Grazie, grazie, grazie. Anche a una clinica che voi sapete a me, a Mercogliano, a tutti gli ospedali, un bacio appassionato, da amiche, da compagniello vostro, pure io ho girato la botta, perché ho sentito anch'io parlandovi col cuore. Mo, sono mamma maestra, chiedo scusa e perdono. Volevo dirvi, scusate se faccio questo discorso con voi, perché mi piace parlare con voi che siete l'arrangiatore, il maestro, la direzione, Vincenzo Campagnolo, che attore e cartista. Ma qua diciamo la verità, qua sono 7 artisti e quindi mi fa piacere perché io mi sono sempre attorniato dagli ottimi elementi, dai più grandi maestri, perché non mi è mai piaciuto di cantare la musica giapponese, no, sempre i grandi maestri. Cioè, Per lei c'è una telefonata? Per me. Pronto? Pronto? Papà, come stai? Ti sto chiamando alla pancia. Ti voglio fare in bocca al lupo per lo spettacolo. Ti vengo proprio chiaro, non stai cantando con me, così bene. Ci fate una sorpresa, diciamo. Figlio mio, ma tu mi hai gente domanda perché io non sto figlia. Se la marito... Io non ci apprenderò mai, venerdì sto vicino a te e cantiamo tutti e due. Ecco, non ve lo volevo dire. Mio figlio sta facendo una serata in Francia, a mio figlio Francesco. Un bacio a tutti quanti, a tutti i tuoi grandi artisti che hai invitato. Quindi, ci vediamo venerdì. sta a Marsiglia dal mio amico russo. Sì, Poi devo fare una bella serata. papà. Tutto a posto. Tutto Ciao. a posto, tutto a posto. Ecco perché non c'è mio figlio. Ma settimana prossima sta anche Francesco. Complimenti a questa grande televisione che ha fatto cose alla grande. Fatti onore! Un bacio, in Fatti bocca al lupo. onore! Lourdes Mani Grande! Un bacio, ciao. Dicevi, mamma nostra, in Natale, mamma si chiamava Maddalena. Onna Maddalena. Ma ti ingavocco, Onna Maddalena. Che bella cosa. Paolo sta bene. Perché è bello, no? Anche mamma tua adesso ci sta guardando, mamma tua. E io la saluto affettuosamente. A mamma e a tuo fratello, il grande Enrico. Quindi, come ti dicevo, mamma no, faceva un pranzo di Natale, che io cominciava all'8 dicembre, a Immacolata, a mi fare il pranzo che faceva. Mamma,
quando mi pranzo. E che c'è dice? Ah, sa comincia con insalata di rinforzo, o capriccione, o poco la risalata, a olivo, mamma mia, guarda. E a scarola con passeri o pignone. Pure mamma tu fa, a scarola con passeri o pignone. O pesce. Si stanno dei soldi. Qualche pesce importante. Si ci stanno niente a parlare con cefara. Però, male non è. Capito mamma? A così mi diceva mamma, ho una Maddalena. E poi lo spaghetti all'avvongo, si stava nei sordi, era che lupina, ma era lo stesso saporito, perché lui usava la pommarola con pienna, che le vicino mazza, e che spaghetti. O mi si capitò, un po' che baccalà fritta, una noce, una nocella, un roccocò. State mangiando, dice Davide? State mangiando? Ma perché che sto facendo? Sto mangiando. E allora per ricordarci questo pranzo di Natale, con il vostro permesso, voleste scrivere 2 parole a mamma. Prego. Mia cara madre, stava atrás di Natale, e sta lontana e più mi stava male. Come vogliamo mangiare, io troppo biancato, come vogliamo sentire, lo campagnato. E in me, facita lo presente, e a tavola mattina, o piatto mia, facita quando la sera da vigilia, come se mezzo a voi stessa pure. E c'è una cosa lacrima s'America, a noi napoletani, a noi la caccia gli annim, o cielo nave, come amare sto pane. Sondolelle chiave, chi l'ha lasciata sta lontana ancora, che faccia di sia figlia con la mamma, la cita la tornare, io non dormo, ma ne resta fuori, e resta a faticare per tutta quanta io caggio per essa madre casa d'ora. Io so carne macilla, mamma, so emigrante. E c'è una grossa lacrima s'America, a noi napoletani, per noi la caccia gli anni, o cielo nave, come amare sto pane. Grazie. Sono arrivati questi
fax un attimino. L'autore. Grazie. Prego. Allora, abbiamo delle dediche. Massimo da Salerno fa tanti auguri a Mario Merola e ci tiene a dirgli che è un suo grande fans da molti anni. Un saluto affettuoso dalla sua famiglia Montefusco da Salerno, questo signore si chiama Montefusco. Antonio dal Belgio saluta affettuosamente Mario Merola e vorrebbe dedicare la canzone Tup Tup Mariscià alla famiglia Greco. Diciamo che è in scaletta. La prossima settimana. È in scaletta, quindi senz'altro il signor Antonio ascolterà questa canzone. Poi Lorenzo e Rosina dall'Inghilterra vorrebbero ascoltare una canzone a piacere e dedicarla alla moglie con tantissimi auguri. Intanto facciamo gli auguri, poi per la canzone magari... Hai detto dal Belgio? Dal Belgio. Colgo l'occasione per salutare Gigi D'Alessio. Ciao Gigino, perché ci sta vedendo, sta in Belgio, a Liegi con... Buon lavoro a lui allora. E a mio figlio Roberto, che sta con lui. Perfetto, un bacio. Saluta Roberto. Prego. D'Alessio, allora, poi abbiamo l'ultimo per il momento, Stefano dal Lago di Garda, bellissima zona. Lago di Garda. Stefano, non ti sei dimenticato. Manda un forte bacio a Mario Merola e vuole ascoltare una canzone a piacere, anche lui per quanto riguarda la canzone, rimandiamo senz'altro alla prossima volta. Ecco, io dicevo questo, vedete, le telefonate, la pubblicità, non l'abbiamo avuta, e quindi lo spettacolo può durare un'ora e mezza, come è durato un'ora e mezza, però mettendo la pubblicità, che sicuramente i nostri sponsor adesso si danno da fare per avere la pubblicità nel mio spettacolo, e noi siamo a disposizione, però vogliamo che la pubblicità è importante, non la pazzia delle creature, quindi una cosa importante veramente. Quindi la pubblicità, qualche telefonata la prenderemo e quindi andiamo a 2 ore, 2 ore e un quarto. Ma col vostro permesso vorrei ringraziarvi così. Ragazzi, prego. Pensate, senza pubblicità e senza telefonata, un'ora e mezza, quindi un fatto veramente importante. Può darsi che con un po' di pubblicità e un po' di telefonate arriviamo a 2 ore e mezza. Però lo potremmo fare pure 2 ore e mezza lui, però guardate che bella formazione. Mi piace il centrocampo, Bravo, ecco una carellata sui miei compagni di lavoro. Mi fa piacere. Ve lo dico un'altra volta. Flavio Fierro. Figlio di un mio grande collega amico. Non vi dimenticate la Juve Napoli, i 2 capitani. Raffaella De Simone. Grande interprete genuinamente cara. Veramente. I Ducciarentani, i Tarentani. È una ragazza che sa il fatto suo. E questa è una mia creatura, fatemelo dire. E Titti Fusco, quindi ti affaccio a voi. Abbiamo un veterano che io voglio bene da tanto tempo, da quando lo incontrai a Torino, che lui mi fece sentire un pezzo, quindi è arrivata la volta buona. Ma non posso mai lavorare con voi, maestra. Come vedi, stai qua e lavori con me, perché lui fa tutte le canzoni di un mio grande illustre che io sicuramente ci sta guardando. Ciao Sergio, un bacio. Tutte le canzoni del grande Sergio Bruni, ecco che fa parte del mio spettacolo, perché veramente gli artisti. Gerardo Pinto. Grazie. L'attore cagaglia veramente, no a pazzire, Gianni Glori. Dopo Portobello e dopo Domenica In e dopo tante trasmissioni ritorno tra gli amici Ciro Riemma. Le prossime settimane ci sarà anche un po' di informazione, parliamo anche un po' di calcio, abbiamo anche un medico e parliamo di tutto. Questa è la piazza, anzi Piazzetta Merola, non voi scordate. Adesso con il vostro permesso siamo a fare una mangiata tutti quanti a Bascio Marigliano. Innamoratella mia, innamoratella, se io vero non ti filo e ti aspettare,
sono armare poverello e tendo tutto pronto per sposare. E per la una lampada flora, per il sposo, una rezze pescato, da su di stelle mare, o sposa inizia a fascia marchiare, sotto la finestra c'era per l'amore, per cuffietta d'anche e bongole così, da sera t'ara tu faletto nina là. E poi champagne c'è sta l'acqua mare, e poi champagne c'è sta l'acqua mare. Namoratella mia, namoratella, che sia nuttata tanto per sposare, oggi invitata scende una stelle e a luna attenzione certa fa. E brutta casa, una marchinara, una lampada blu, una lampada blu, per vedere sposa, una rezze pescatore, da su di stelle mare, da su di stelle mare. Bascia marchiare, sotto la finestra c'era per l'amore, o confietta dai che manca le musine. Raffaele, per da sera t'ara tu faletto nina là. Oh! E poi champagne c'è sta l'acqua mare, e poi champagne c'è sta l'acqua mare. O scusa rizia bascia marchiare, sotto la finestra c'era per l'amore, o confietta d'anche e mongole così, per da sera t'ara tu faletto nina là. E poi champagne c'è sta l'acqua mare, e poi champagne c'è sta l'acqua mare. Amici, tutto in diretta, senza playback. Qua non si prende in giro a nessuno, tutto originale. Grazie. Sigla.